Il Natale del Signore Gesù, ancora una volta, pone davanti al nostro cuore il mistero dell'amore misericordioso di Dio, che ha dato compimento alla sua promessa, rivelata dai profeti e da Giovanni Battista, ed è venuto, nel Figlio suo fatto uomo, in mezzo a noi. La nostra salvezza è tutta nella povertà del bambino adagiato nella mangiatoia, ma con lui la luce di Dio è entrata nel mondo. Facciamo festa, lasciandoci raggiungere come i pastori dall'annuncio che Gesù nasce per riscattarci dal peccato e renderci figli di Dio. Siamo dunque chiamati a riconoscere il nostro Redentore in quel bambino che offre a tutti
luce e gioia, consolazione e salvezza. Ci disponiamo all'incontro con Lui, il Cristo, Figlio di Dio fatto uomo per noi, e iniziamo la celebrazione della Santa Messa con il canto d'ingresso Venite fedeli, che possiamo trovare al numero 198 del libretto.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle carissimi, al termine di questa solenne celebrazione dell'Eucarestia riceveremo la benedizione papale che, attingendo alla ricchezza della comunione dei santi in Cristo Redentore, ci elargirà l'indulgenza plenaria con la remissione di ogni pena dovuta per i peccati. Confessiamo dunque le nostre colpe e umiliamoci sotto la potente mano di Dio perché ci esalti nell'ora della sua visita. Signore, Figlio di Dio, che nascendo da Maria Vergine ti sei fatto nostro fratello. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, Figlio dell'uomo, che conosci e comprendi la nostra debolezza. Christe, Christe, eleison. Christe, Christe, eleison. Signore, Figlio primogenito del Padre, che fai di noi una sola famiglia. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Semprevergine Maria, dei Santi Apostoli Pietro e Paolo, di San Tiziano Vescovo e di tutti i santi, Dio Onnipotente e Misericordioso vi conceda un tempo favorevole per un sincero e fruttuoso pentimento, la continua conversione del cuore, il rinnovamento della vita, la perseveranza nelle opere buone, perdoni i vostri peccati e vi conduca alla vita eterna. Amen.
Preghiamo. O Dio, che in modo mirabile ci hai creati a tua immagine e in modo più mirabile ci hai rinnovati e redenti, fa che possiamo condividere la vita divina del tuo Figlio che oggi ha voluto assumere la nostra natura umana. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che annuncia la salvezza, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché vedono con gli occhi il ritorno del Signore a Sion. Prorompete insieme in canti di gioia, rovine di Gerusalemme, perché il Signore ha consolato il suo popolo, ha riscattato Gerusalemme. Il Signore ha snudato il suo santo braccio davanti a tutte le nazioni. Tutti i confini della terra vedranno la salvezza del nostro Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dio. Tutta la terra ha veduto Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto prodigi, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. tutta la terra ha veduto Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. la terra ha veduto Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra. Gridate, esultate, cantate inni. tutta la terra
la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno. Acclamate davanti al Re il Signore. Tutta la terra ha veduto la salvezza del nostro Dalla lettera agli Ebrei. Dio, che molte volte e in diversi modi nei tempi antichi aveva parlato ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha stabilito erede di tutte le cose e mediante il quale ha fatto anche il mondo. Egli è irradiazione della sua gloria e impronta della sua sostanza, e tutto sostiene con la sua parola potente. Dopo aver compiuto la purificazione dei peccati, sedette alla destra della Maestà nell'alto dei cieli, divenuto tanto superiore agli angeli quanto più eccellente del loro è il nome che ha ereditato. Infatti, a quale degli angeli Dio ha mai detto: «Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato», e ancora: «Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio». Quando invece introduce il primogenito nel mondo, dice: «Lo adorino tutti gli angeli di Dio». Parola di Dio. Un giorno santo è spuntato per noi. Venite tutti ad adorare il Signore. Oggi una splendida luce è discesa sulla terra. Il Signore sia nel tuo cuore e nelle tue labbra, perché tu possa proclamare degnamente il Vangelo del Figlio dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutto è stato fatto per mezzo di Lui, e senza di Lui
nulla è stato fatto di ciò che esiste. In Lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. La luce splende nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno vinta. Venne un uomo mandato da Dio. Il suo nome era Giovanni. Egli venne come testimone per dare testimonianza alla luce, perché tutti credessero per mezzo di lui. Non era lui la luce, ma doveva dare testimonianza alla luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui, eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi e i suoi non lo hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio, a quelli che credono nel suo nome, a quelli non da sangue, né da volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità. Giovanni gli dà testimonianza e proclama: era di lui che io dissi, colui che viene dopo di me è davanti a me, perché era prima di me. Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, perché la legge fu data per mezzo di Mosè. La grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio nessuno lo ha mai visto. Il Figlio unigenito che è Dio ed è nel seno del Padre, è Lui che lo ha rivelato. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Vi saluto, cari fratelli e sorelle. Stiamo celebrando la messa cosiddetta del giorno e le letture di questa messa, che è la terza messa di Natale, detta del giorno, ci spingono a meditare e ad approfondire la meravigliosa realtà degli eventi che la messa della notte e la messa dell'aurora ci hanno raccontato. Questi racconti evangelici ascoltati nelle messe di questa notte e di questa mattina ci hanno parlato di un bambino povero e fragile deposto sulla greppia di una stalla. La mangiatoia è la greppia dove mangiano gli animali. Perché? Perché per i loro genitori non c'era più posto all'interno del locale principale e hanno dovuto adattarsi come i poveracci. Ebbene, questo bambino, ci dice l'Evangelista Giovanni che abbiamo ascoltato, questo bambino è la parola di Dio per eccellenza. Per farcene comprendere la dignità e la grandezza, San Giovanni Evangelista si richiama solennemente agli inizi del mondo. In principio era il Verbo e il Verbo
era presso Dio e il Verbo era Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui. Dio, dice Giovanni, ha creato tutto mediante la sua parola, il verbo vuol dire parola, logos in greco. Dio disse, pronunciò una parola, cioè, e fu il cielo, la terra, gli alberi, il sole, la luna e le stelle. Quella parola in principio richiama la prima parola del primo libro della Bibbia, il libro della Genesi. In principio Dio creò tutto con la sua parola. L'Evangelista ci rivela che questa parola di Dio, parola creatrice, parola che suscita vita, è una persona divina, appunto la parola, il verbo, il logos. Essa, questa persona divina, che è il logos, il verbo, è uguale a Dio Padre, della stessa sostanza del Padre, dirà la fede della Chiesa che noi professiamo ogni volta che recitiamo il simbolo della nostra fede, della stessa sostanza del Padre. Lo esprime, crea e santifica tutto. Dicendoci questo, il Vangelo di Giovanni ci rivela che Dio ha creato il mondo per mezzo di Gesù Cristo. Ce l'ha detto anche la seconda lettura, se avete fatto caso, quella tratta dalla lettera agli Ebrei. Dio che aveva parlato molte volte in passato ai nostri padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato per mezzo del Figlio, grazie al quale, per mezzo del quale ha anche fatto il mondo, aggiunge, proprio come ci dice l'Apostolo, il Evangelista Giovanni. Dio ha creato il mondo attraverso Gesù Cristo, sua parola creatrice, ed ora lo vuole salvare per mezzo di Lui. Quindi il bambino di Betlemme è la parola di Dio, il figlio di Dio, la perfetta rivelazione del Padre, colui attraverso il quale Dio, il Padre, vuole salvarci. Queste frasi così grandi, così alte che abbiamo sentito nel Vangelo, e penso che anche i bambini qua nei primi banchi avranno intuito che l'Evangelista diceva cose straordinarie, difficili anche da capire, ma che parlava di cose grandissime. Però non possiamo, mantenendo il nostro sguardo su quel bambino nato a Betlemme, non possiamo non renderci conto che si presenta a noi una cosa strana, un paradosso per certi aspetti. La parola di Dio si manifesta in un bambino incapace di parlare, perché Gesù era un bambino, piangeva probabilmente, ma non parlava, come tutti i bambini che nascono. La parola di Dio si esprime attraverso un bambino, un esserino incapace di parlare. Uno dice, ma che razza di stranezza è mai questa? Ma anche qui, se ci pensate, la Scrittura ci offre una risposta. Ci dice che Dio non ci parla solo con le parole, ma anche con gli eventi, con i fatti. Il primo dei quali è la creazione che abbiamo attorno a noi. Guarda la creazione, guarda le meraviglie della creazione, che noi a volte purtroppo rischiamo di rovinare, ma guarda le meraviglie della creazione e sarai quasi istintivamente portato a pensare a un creatore. Quindi Dio ci parla già attraverso le cose che abbiamo attorno a noi e ci parla poi attraverso altri fatti ed eventi, anzi spesso ci parla più con gli eventi che con le parole. E se noi allora teniamo presente questo, allora ci accorgiamo che Gesù bambino, incapace di parlare, ci rivela Dio più di qualsiasi parola umana. Proprio così. È Lui, nascendo povero fra i poveri, umile fra gli umili, facendosi come noi,
condividendo la nostra realtà, è Lui che dà valore e pienezza a tutte le parole del Vangelo. Pensiamo ad esempio alle parole delle beatitudini: beati i poveri in spirito, beati quelli che sono nel pianto, beati i miti, beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, i misericordiosi, i puri di cuore, gli operatori di pace, i perseguitati per la giustizia. Gesù bambino realizza in se stesso, proprio nel modo con cui è nato, con cui il Verbo di Dio si è fatto carne, realizza in sé tutte queste beatitudini e le vuole realizzare anche in noi. Ce le propone perché Lui per primo le ha vissute, proprio a cominciare da quel primo momento della sua vita. Egli è la pace, è il conforto, è la rivelazione della tenerezza di Dio Padre, è l'espressione dell'amore misericordioso di Dio. Il Verbo, allora, la parola di Dio, è venuto ad abitare in mezzo a noi per la nostra consolazione. Proprio così. È venuto per rimanere con noi. È la presenza di Dio in mezzo a noi. L'Emmanuele, dirà un altro passo del Nuovo Testamento, l'Emmanuele, Dio con noi, e lo è per sempre, per sempre. Certo, non nasce ogni anno, quando celebriamo il Natale, ne facciamo memoria, però noi facciamo memoria di qualcuno che è venuto in mezzo a noi e rimane con noi per sempre. E potremmo dire così, guardando a questo mistero di un Dio così grande, parola di Dio, Verbo del Padre, Logos divino, che si fa bambino, incapace di parlare, potremmo dire così: facendosi bambino e nascendo in quel modo così umile e povero, Dio ha voluto entrare nel mondo dal punto più basso, perché nessuna creatura sia più in basso, perché nessuno si senta escluso dal suo abbraccio che salva. Ed è significativo che quel bambino che è nato in quel modo morirà sulla croce nudo come un malfattore, lui che era innocente, per dirci che Gesù è venuto dal momento primo della sua vita fino alla sua morte per non lasciar fuori nessuno, perché nessuno si dica: Dio non si ricorda di me, io sono preso peggio. No, Dio ha voluto proprio mettersi al punto più basso perché nessuno possa sentirsi escluso, proprio così. Proprio per questo Gesù ha promesso di restare con noi sino alla fine del mondo, perché è il dono definitivo del Padre ed è un dono per tutti, per tutti. Per noi oggi che viviamo la pandemia, per tanti che sono disperati, che sono poveri, Gesù è lì, vicino a loro. Nessuno può dire, lui era un altro. No, si è fatto come noi, si è davvero fatto come noi. Dipende da noi allora a questo punto accoglierlo o rifiutarlo. Si è fatto così basso che nessuno è più basso di lui, ma dipende da noi accettarlo o rifiutarlo. Lungo la storia, a cominciare dall'inizio, molti lo hanno rifiutato. Venne fra i suoi e i suoi non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto ha dato il potere di diventare figli di Dio. Figli di Dio. E di conseguenza fratelli fra di noi. È questo che Gesù, facendosi bambino, viene a chiamarci ad essere. Viene per darci la forza di diventare figli riconoscenti, figli grati, figli che ascoltano, che si fidano e che si affidano
a Dio loro Padre. E fratelli che sanno farsi vicino, come ha fatto Lui, a chi è povero, bisognoso, sofferente, solo. Diciamoli allora il nostro sì. Chiediamo di non essere fra quei suoi che non l'hanno accolto, ma di essere fra coloro che lo hanno accolto e che lo accolgono giorno per giorno. Quel sì che Egli stesso suscita nei nostri cuori tramite il dono del suo Spirito. E chiediamoli di aiutarci a mantenerlo, quel sì. Perché magari è facile dirlo in un momento di emozione, in un momento di slancio, e poi però è difficile continuarlo. Chiediamoli di mantenerlo, quel sì, anche nei giorni che seguiranno il Natale. Così la nostra vita potrà realmente fare dei passi, magari piccoli, ma dei passi concreti e reali nella direzione indicataci dal bambino di Betlemme, che è la parola di Dio fattasi carne. Siate davvero capaci di accogliermi, diventerete figli e fratelli. Rinnoveremo ora la nostra professione di fede. Durante le parole del credo che ricordano l'evento dell'incarnazione che oggi celebriamo, ci inginocchieremo per qualche istante. Possiamo seguire il testo al numero 33 del libretto. Credo in unum Deum. Et unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit de celi.
crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato passus et sepultus est. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem qui ex Patre Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam et expecto resurrectionem mortuorum. Fratelli e sorelle carissimi, in questo giorno santo nel quale esultiamo per la nascita del Figlio di Dio, irradiazione della gloria del Padre e luce vera, rivolgiamo a Lui la preghiera che scaturisce dalla fede. Preghiamo insieme e diciamo: Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Gesù, Vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Cristo, parola che orienta al Padre, rivolgi a Lui gli occhi degli uomini e delle donne di oggi, spaventati e provati dalla pandemia in corso, e fa loro ritrovare fiducia e speranza. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Cristo, parola che illumina le tenebre, sii sulle labbra di Papa Francesco e di tutti i pastori della Chiesa, per guidare l'uomo alla scoperta della fede, in un mondo che sembra aver perso la gioia di incontrarti e di sperare in te. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Cristo, parola apparsa nella fragilità umana, mostrati certezza nei nostri dubbi, compagnia nelle nostre solitudini, coraggio nelle nostre paure. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Cristo, parola di grazia e di verità, accompagna giovani e adulti nel rispondere al tuo amore, servendo te nella Chiesa e ogni fratello e sorella nel segno della carità fraterna. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Cristo, parola che rivela il Padre, rivelati nel povero che trova giustizia, nei popoli che trovano pace,
nei malati che trovano guarigione. Noi ti preghiamo. Gesù, vero Dio e vero uomo, ascoltaci. Signore Gesù, Verbo del Padre, sei venuto in mezzo a noi per condividere la condizione umana e darci il potere di diventare figli di Dio. Dalla tua pienezza donaci grazia e verità, perché le nostre azioni siano feconde di bene, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Potete sedere. La liturgia di questo giorno ci fa riscoprire la grande gioia che abita nel nostro cuore e nel cuore della storia. È la gioia che viene dal Figlio di Dio che, in Gesù, si è fatto uomo per noi. Con gratitudine, allora, portiamo all'altare il pane e il vino. Sono l'offerta della nostra umanità al Padre, perché Egli continui a donarci in questi segni la vita stessa di Cristo, che continua a visitarci con la sua presenza. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Per la tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, della tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Umili e pentiti. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Nel Natale del tuo Figlio ti sia gradito, o Padre, questo sacrificio, dal quale venne il perfetto compimento della nostra riconciliazione e prese origine la pienezza del culto divino.
per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Nel mistero del Verbo incarnato è apparsa agli occhi della nostra mente la luce nuova del tuo fulgore, perché conoscendo Dio visibilmente, per mezzo di Lui siamo conquistati all'amore delle realtà invisibili. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine dei cori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui la Vergine Maria diede al mondo il Salvatore. Rendila perfetta nell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, come è indegno tuo servo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo scambiamoci il segno di pace.
che togli. Abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, sarò salvato. Ci prepariamo ad accogliere il Signore Gesù, risorto e presente in mezzo a noi nel sacramento dell'Eucaristia. La Santa Comunione verrà distribuita, oltre che davanti all'altare della celebrazione, anche presso gli altari delle navate laterali. Accostiamoci con ordine al ministro più vicino. Accompagniamo questo momento con il canto. E davanti a
Preghiamo. Dio misericordioso, il Salvatore del mondo che oggi è nato e nel quale siamo stati generati come tuoi figli, ci comunichi il dono della vita immortale per Cristo nostro Signore. Ricordo che sui nostri banchi c'è la busta, un posto al tuo pranzo di Natale a sostegno delle missioni. Sono arrivate molte richieste per aiutare i seminaristi, i seminari in tante parti del mondo. Domani è la festa della Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria, e le Sante Messe avranno l'orario festivo consueto. Questa sera la Santa Messa sarà quella del giorno di Natale. Ed ora diamo la parola a questi nostri amici più piccoli. Tanti auguri per il suo compleanno che è stato il 23 e tanti auguri di buon Natale da tutta la comunità. Tanti auguri di buon Natale a tutti voi. Beh, bello che ci siano dei bambini e che siano così anche pronti e svegli e simpatici. Grazie, grazie. Questo è un dono, mi pare, no? Grazie di cuore. Grazie. Adesso ci aiuteranno a concludere la Santa Messa con un bel canto che le loro belle vocine ci faranno godere e ascoltare. Bravissimi, grazie. Grazie. Approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno reso belle queste nostre celebrazioni, dai nostri bravi chierichetti, il cerimoniere, ai cantori che hanno fatto un lavoro straordinario, ho fatto anche ieri sera e poi sono qui adesso, li ringrazio davvero del loro servizio fatto con tanta diligenza e con tanta cura, è molto prezioso, grazie di cuore. Grazie
alla Tenda TV e Radio Palazzo Carli che irradiano questa nostra celebrazione, raggiungendo tante persone che non possono muoversi da casa, che ci hanno seguito. Un grande augurio di buon Natale e di sereno anno nuovo anche a loro. E poi a voi tutti, cari fratelli e sorelle che siete qui presenti, un grande e fraterno augurio di un Santo Natale in quelle riflessioni, alla luce di quelle riflessioni che abbiamo anche fatto, grazie alla parola che abbiamo ascoltato. Fatevi tramite, fatevi comunicatori di questo momento di gioia, anche con tutti coloro che magari non hanno potuto essere presenti, che avrebbero voluto essere presenti e non hanno potuto. Penso ai nostri anziani, a qualche ammalato che è nelle nostre famiglie. Portate anche a loro il grande augurio del Natale. Pensavo proprio che a volte si dice un Natale dietro l'altro è sempre la solita storia e restiamo sempre uguali. Ma può anche essere, ma provate a pensare se non facessimo mai Natale. Cosa sarebbe la nostra vita? Sarebbe un appiattimento tremendo. È come i figli della luce, mi immagino, no? Che ogni tanto c'è un pilone che li sostiene. Se fossero per loro cadrebbero tutti per terra. Per fortuna c'è il pilone che li sostiene, permette loro di non cadere nel terreno. E così anche queste nostre celebrazioni. Certo, abbiamo bisogno che si ripetano ogni anno, certo, perché la vita a volte ci distrae, ci disperde interiormente. Abbiamo bisogno di questi piloni spirituali che ci risollevino, ci aiutano a rialzare la testa, ci aiutano a riprendere il cammino, magari piccoli passi ma reali e concreti. Quindi davvero questo grande augurio. Non fate come se il Natale non ci fosse, fate quei passi che lo Spirito vi ha suggerito e ci ha suggerito. Davvero la Chiesa, il mondo diventerà sempre più come il Signore lo desidera. E chiediamo che in questo ci aiuti il Signore con la sua benedizione. Il nostro venerato Padre Corrado, per grazia di Dio e designazione della sede apostolica, vescovo di questa Santa Chiesa che è in Vittorio Veneto, a nome del Romano Pontefice, impartirà la benedizione con l'indulgenza plenaria a tutti i fedeli che, animati da sincero pentimento, confessati e comunicati, hanno partecipato a questa celebrazione. Pregate Dio per il Beatissimo nostro Papa Francesco, per il nostro Vescovo Corrado, per la Santa Madre Chiesa e impegnatevi a vivere santamente in piena comunione con Dio e con i fratelli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Chinate il capo per la benedizione. Dio infinitamente buono, che nella nascita del suo Figlio ha inondato di luce questo giorno santissimo, allontani da voi le tenebre del male e illumini i vostri cuori con la luce del bene. Dio che inviò gli angeli ad annunciare ai pastori la grande gioia del Natale del Salvatore, vi ricolmi della sua beatitudine e vi faccia messaggeri del suo Vangelo. Amen. Dio che nell'incarnazione del suo Figlio ha congiunto la terra al cielo, vi conceda il dono della sua pace e della sua benevolenza e vi renda partecipi dell'Assemblea celeste. Amen. Per intercessione dei santi apostoli Pietro e Paolo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.